terminata con il risultato di 1-1 questa sfida valevole per la nona giornata del campionato giovanissimi Elite Under 15 tra l'Accademia Palermo Calcio e il Fortitudo Bagheria. Siamo qui con il tecnico mister Davide Santalucia. Le chiedo subito che partita è stata e che impressione ha avuto, perché vedendola e commentandola è stata veramente una partita bellissima. Hai ragione tu, una partita bellissima, credo che difficilmente una partita del genere si vede nei campionati giovanili, permetti di dire anche molte volte anche nel calcio dei grandi. Due squadre belle che hanno giocato a calcio fin dalle prime battute. Devo dire che sono contentissimo della prestazione dei miei, perché hanno subito il colpo immeritatamente, perché credo che la partita, non per demeriti dagli avversari a cui faccio i complimenti, però siamo nel secondo tempo saliti ancora di più del primo. Abbiamo fatto, direi, un buon primo tempo, ma ancora di più l'abbiamo fatto nel secondo tempo. Non meritavamo andare sotto, siamo andati sotto, lì forse abbiamo fatto l'unico errore della partita, e poi dopo il gol di loro abbiamo solamente giocato noi, abbiamo avuto tante occasioni, la fortuna ci ha detto di no. Devo dire che anche a loro nel primo tempo loro hanno preso una traversa, però poi forse ai punti meritavamo qualcosa alla fine noi, proprio all'ultima palla, la palla è uscita di poco, potevamo metterla dentro, però questo è il calcio, loro sono giovani bella partita. Quello che mi interessa è stata la prestazione, un risultato positivo che continua questa scia di risultati positivi che già sono da 4 giornate, anche se questa scia positiva veniva già da prima, è stata interrotta poi da una sconfitta, poi abbiamo fatto 3 vittorie, ora il pareggio. Continuiamo a far bene, a crescere, a fare esperienza, che è quello che manca a noi, però la squadra sta crescendo da tutti i punti di vista, di questo sono contento. Dobbiamo migliorare in altri, però oggi mi sono divertito, devo dire che complimenti a tutti i ragazzi in campo. Tra i pali la scelta è andata su Alessandro Messina, una buona prestazione, poi forse un piccolo infortunio. Le chiedevo intanto le sue condizioni e poi chiaramente come giudica la sua prestazione. Alessandro ha giocato bene, ma guarda, io non ho 11 giocatori, io ne ho 18, anzi 19, e devo dirti che sto dando la possibilità a tutti di giocare, di crescere, anche tra i pali mi piace un po' tenerli tutti e due in gioco, non mi piace tenere un portiere in panchina e l'altro che gioca, sono tutti e due portieri di buon livello, è giusto che facciano le loro esperienze. Alessandro è uscito per un piccolo fastidio all'anca, ma penso niente di grave, vedremo in settimana, però sono contento di lui, ma come di tutti i ragazzi. Come anche detto in precedenza, c'è stata un'ultimissima occasione capitata sui piedi di Caravello. Le chiedo, quando tornerà a casa rivedrà queste immagini o forse magari non le vuole rivedere? Oggi sicuramente no, in settimana poi sì, la partita la rivedo, ma guarda, si segna, si sbaglia, questo è calcio giovanile, lo fanno anche nei professionisti, pensa se non lo devono fare loro. Quello che mi interessa è che il ragazzo è entrato bene, ha fatto bene, tra l'altro è un ragazzo 2010, quindi è il più piccolo, forse era il più piccolo in campo, almeno dei miei sicuro, ha fatto bene, ha delle qualità, è un ragazzino su cui stiamo lavorando, stiamo lavorando su tanti aspetti, su di lui. Però sono contento, lui è entrato bene, ha fatto bene, poi la palla è uscita di poco, ma è stata una bella azione tra l'altro, e questo è quello che mi interessa. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro l'Atena, capolista di questo campionato. Come la preparerà in settimana e se magari cambierà qualcosa? Ma per cambiare qualcosa me lo deve dire poi il lavoro in settimana, me lo dirà il lavoro in settimana. Incontriamo una squadra forte, sicuramente che è già un gruppo già solido, consolidato. Noi siamo, ripeto, un gruppo
totalmente nuovo e stiamo facendo già tantissime cose positive, siamo in un'ottima posizione in classifica e la squadra cresce partita dopo partita. Non è facile andare lì, però la prepareremo come abbiamo fatto tutte le altre e come sempre ce l'andremo a giocare.